siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale. L'autorizzazione di distribuirlo in Consiglio Comunale martedì prossimo, che è il 18. il 18 e di poi in Commissione ottobre, Ambiente. lo distribuiamo al sindaco, a tutta la giunta comunale, ai capigruppo delle varie forze politiche, e poi, se lei ci dà l'autorizzazione, sempre lo distribuiamo, perché ci fa piacere farlo, perché capiamo che il momento che stiamo vivendo a livello di rifiuti a Rovigo è importante, ci dobbiamo sbrigare. Lo distribuiamo ai sindaci di tutta la provincia, che sono 49, che devono essere consapevoli di quella che è la possibilità che hanno come referenti politici, e hanno questo obbligo di capire che devono essere una parte attiva fondamentale in quella che è l'organizzazione della raccolta e il riciclo dei rifiuti, e così riusciamo a divulgare questa cosa, che poi dopo seguirà evidentemente, se riusciamo ad organizzarlo un convegno dove speriamo vivamente che ci sia anche lei, dove spero vivamente che riesca a portarmi anche Luigi De Magistris, perché se lei è in contatto con lui e se ce la fa un sindaco di perché hanno già Napoli, superato Vicenza, capisci? ecco, se ce l'ha fatta lui in un territorio del genere, e mi rappresenta quella che è la forza e la volontà politica. Allora, siccome noi, e questo è un impegno che ci siamo presi come Movimento 5 Stelle, di fare la nostra parte a livello politico, non è una guerra quella che dobbiamo fare, è la cosa giusta che dobbiamo fare, e quindi è quella di muovere la testa della gente, fare informazione, far capire. Ecco, i cittadini devono supportare. Poi il momento è buono, perché la gente deve capire che se non si impegna per quello che sta facendo, per quella che è la sua possibilità di vivere bene in un ambiente, deve capire quello che sta facendo. E insomma, il progetto è grande, ma non deve spaventare, si può fare. Sì, ma finora anche il discorso delle discariche, vabbè, nel comune dove c'è tollerato, perché tanto abbiamo un introito, dimenticando quello che è il problema del dopo. Quindi adesso, dovendoci far carico del problema del dopo, da incominciare appena, e dove troviamo le risorse, primo, però comunque bisogna affrontarlo. Assolutamente. Perché se no noi andiamo alla devastazione di intere zone. Si rendono conto che è un territorio che non potrà essere adoperato in nessun momento. E Luca Zaia come lo vede adesso in quest'ottica? Lui si è già espresso pubblicamente. Sì, sarebbe Ha detto che l'attività del riciclo è l'asse portante dell'economia veneta, l'ha già detto e scritto dappertutto, quindi va assolutamente incentivato. Ogni volta che c'è una mostra noi partecipiamo per far conoscere i materiali, le cose. E quindi lui ha detto che i 3 inceneritori sono troppi, anche perché per poter essere un po' economici hanno dovuto aumentare. Quindi se Luca Zaia comunque ha questo tipo di sensibilità, se comunque la Regione Veneto rappresenta il viatico per arrivare alla comunità europea, per andare ad accedere ai fondi che vengono dati per questo tipo di attività, questo è un altro argomento che dovremo... Anche i fondi per quanto riguarda l'informazione, le attività sulle scuole, le ricerche sulle scuole, gli stage eventualmente, perché insomma basta che facciano un progetto, i ragazzi sanno come farlo, perché le insegnanti ormai sono abituate a predisporre. Io posso indicare i bandi di gara. Perfetto. E guardate che fra un po' esce questo, quindi prepariamoci ad affrontare questo discorso. I fondi per l'Italia sono quelli, se poi non vengono usufruiti. Ciao. Ah, certo, e con questo ci siamo fatti scappare la possibilità non ritorna più le possibilità dopo. Questo è discorso, perché noi adesso le innovazioni che abbiamo non abbiamo fatto nessuna fatica di accedere, perché dall'Italia non c'è questa richiesta. Bisogna essere in questo clima, non dire cioè per fare una fabbrica è normale, non è logico che no, però per i comuni, per avviare questo sistema ci sono ancora. Ok, e quindi bisogna solo farlo, muoversi. Poi che sia il misto, che sia quello, no, non è l'incidenza, non è quello. Eventualmente dovranno fare il bando di gara per scegliere il partner privato. In base a che cosa? Che lo scelgano quello che porta il massimo recupero.
Oh, questo è un bel argomento, perché noi adesso stiamo affrontando e lo affronteremo anche che garantiscano Sì, le tema di percentuali di riassetto. recupero minime, perché se garantiscono il 20%, Perfetto, quindi Una Il percentuale privato- fattibile sarebbe almeno l'80%. almeno lo Almeno danno. almeno l'80%, quindi questa sarà... Ma che sia dimostrato che c'è effettivo riciclo. mamma. Quindi entra in ballo anche il 30% dell'umido. Quindi non noi si Oh, vede come bene. recuperone. quindi noi dovremmo stare attenti. Allora, ok, il privato che visto come va, come è impostata Perché la se norma, viene data a mano bianca, capisci? vabbè, Mano libera, perdiamo tutto. non è. Quindi l'input di che cosa? Quello che dicevo, la strada deve essere indicata proprio in queste occasioni. Vedere, tu presentami un piano, però che mi consenta di avere quella sostenibilità, almeno quella che è richiesta dalla Comunità Europea. Almeno e già questo è... Poi il sistema può essere variabile, perché fare tutto di standard non va bene, no? Non va bene, uno si attrezza, si cosa. Finché c'è, fino al 2013 c'è il CONAI, poi vediamo, che anche quello. perché se si liberalizza anche quello, forse è meglio, insomma. Si apre un altro mercato, cioè meglio o Ti peggio sarebbe togli- meglio. Si toglie una cosa che adesso è pesante per i comuni, ripeto, quelli che riescono, e comunque rimane in circuito. Materiali, vetro, alluminio, vedete? Il riuso. Noi dividiamo per mercato di vendita. Sì. E quello è il mercato europeo, questo è il mercato indiano, che abbiamo pure, e quello è il mercato italiano, il CONAI. Dietro poi adesso andiamo a vedere i posti di scarico. Cioè dei questo materiali non va in agricoli. India così viene lavorato? È questa, mentre per loro è il materiale. Cioè questa è roba che nel prodotto Questa è tutta che- plastica, nel materiale però lavorato è un... andrebbe in quell'impianto là, perché non ha un mercato. Per i clienti non è che facciamo un prodotto, dico ai bambini, non è il supermercato che mal che va facciamo 3x2, no, che facciamo un'offerta, no, questo è già prenotato, quindi noi abbiamo solo su prenotazione per i clienti. Questi hanno il mercato, questi sono fuori del CONAI, questi sono balconi che sono extra, questi qua valgono sui 400 euro al mercato, proprio a buttarli. Ecco, queste invece sono le famose bottiglie, e tutti i tappi e le etichette, anche l'etichetta è fatta con un tipo di plastica. Negli altri impianti è smaltimento. Nei nostri impianti va riciclo in quell'impianto. che è il mucchio più grosso Quindi a vedere. ce la fanno, sì, 60%. Ce la fanno di una roba inutile. Capito? Quindi abbiamo tutto un sistema. Scarica Sì, sì. tutta roba che va in questo è scarica nel petrolio, cemento. Guarda, dovete vederlo come petrolio, non come scarpe. Qui c'è una parte metallica dentro in questa roba qua? C'è di tutto. C'è è per sapere... l'alluminio, l'ECS è la macchina che separa l'alluminio. Addirittura. Ah, Da se lì? ne fosse dentro. No, lo separa questo. Dov'è? Sotto. Questo. Perché a noi dicono di Questo. buttarlo nel secco. No, ma neanche per sogno. Ma neanche per sogno. Questa, la prevalenza è alluminio. L'alluminio va a 920 euro tonnellata. Questo, la macchina lo legge come alluminio perché il peso prevalente è l'alluminio. Cioè, questa c'è la spennellata. La fonderia è ovvio che recupera l'alluminio. Questo va nelle emissioni. Quindi si perde comunque un po', però la fonderia partendo da qua risparmia il 95% di energia.
il mio è stato studiato dalla Comunità Europea. 10.000 persone di indotto solo per il centro riciclo di Vedelago. Quanta roba metti in moto? Allora, i big bags. È nata una fabbrica apposta qui in zona dove li lavano, li sciolgono e ricreano le big bags. Quindi non comprano praticamente materia prima, ma utilizzano questo scarto che quindi gli costa molto meno, ma è nata una fabbrica solo per la lavorazione di Quella postazione prima c'è un operatore, perché nella frazione secca soprattutto c'è ancora una bottiglia. Recuperiamo, perché se vendo risparmio guadagno, risparmio costo e guadagno soldi, giusto? Tutto il resto continua nella iniziata a zero interessi, da 3 anni dalla fonderia pur di avere sto alluminio. Macchina finanziata a zero interessi da una fonderia per avere l'alluminio. L'importante è avere sempre lo studio di progettazione, di design, di tutto, perché adesso qua vedete vari gusti, da questi che sono il Belgio a qua che sono i tedeschi, insomma ognuno ha i suoi gusti. Per cui Quindi noi c'è un anche aspetto- facciamo dei prodotti, che abbiamo un'azienda che lavora a conto terzi, abbiamo un'altra azienda che è Outlet, lavora per compra, ecco questo qua per esempio lavora solo per noi, è un conto terzista. Quindi voi di fatto Era avete fermo, già invece di creato... fare noi un'azienda abbiamo fatto un contratto con Di un fatto conto voi terzi. state già creando da Sì, mo' noi un da indotto. centro riciclo abbiamo creato abbiamo chiuso la filiera con un'altra azienda. Che Dov'è questa? commercializziamo. Questa è sempre sede qua e noi usufruiamo dei nostri, questo per esempio di Rosà costruisce tutta la roba in cemento Gruppo Valle per noi, mentre qua abbiamo diversi stampatori anche giù a Ancona, insomma. Quindi voi avete chiuso un cerchio. Sì. Il pavimento anche sì. Quelle hanno il 42%, il nostro prodotto è un grande, come vedrete, e i blocchi che sono strutturali, quindi portanti, le betonelle per fare le piste ciclabili da corsa, diventano elastiche, fanno assorbenti, antisismiche. I Volevo nostri chiedere studi una sono cosa quelli. che Quelle mi ha viste sempre- ciclabili, quali sono? Non Stiamo le ho... facendo una a Pescara adesso. No, ma non ho visto. Le betonelle sono quelle lì, guarda. Ah, Questi sono i blocchi e quelli sono per i parcheggi. Le volevo chiedere una cosa che mi ha sempre incuriosito. Allora, la percentuale diceva in quelle... È variabile È secondo variabile. gli studi che vengono fatti. Quando io poi ovviamente questo materiale È tutto normalmente- riciclabile. tutto riciclabile, quindi anche se l'opera con cui io faccio questo Viene da noi ritirata, lasciamo un certificato, Ok. anche quelli che fanno le panchine, perché ritirandole rimettiamo in ciclo e riciclato. era l'unico anche se- dubbio che 100% avevo. riciclato, Esatto. 100% riciclato. anche se c'è una percentuale di cemento dentro? Questo qua va negli impianti perché guarda che sono 30 anni che si usa la plastica dentro al cemento. Per No, ma alleggerire. non sapevo se poi era riciclabile Sì, questo ancora. qua va negli impianti di riciclo, noi qua ne abbiamo 7-8, quelli per inerti, perché è un Io inerte. di fatto cioè, nel momento in cui voglio cambiare l'arredo urbano perché ormai è vetusto, Lo ritiriamo e si ri- a zero spese, quindi a zero costi, ma lo stesso adesso vi faccio vedere altre robe. e riviene meraviglioso. Sono pavimentazioni per esterni, i dissuasori stradali, le sedute delle sedie, gli igloo per
fare il vespaio areato nell'edilizia, pavimentazioni da esterni, E queste qua blocchetti auto, sono per i blocchetti. sottotetti? Queste sono sempre pavimentazioni. Pavimentazioni e poi abbiamo gli arredi urbani. Per mettere in sicurezza, ricompattare per buttare dentro altra roba. Ma è solo, cioè recuperano il minimo, è che lo devono mettere in sicurezza perché Eccolo qua! Le briccole. Le briccole per la laguna. Sono grezze perché noi qua facciamo educazione ambientale, no? Cosa sono? Le Quelle in briccole. laguna. Le briccole, quelle che si vedono nei canali o quelle davanti al casinò. Cioè già ce ne sono installate? Sì, ancora è stata avanti 3 anni per convincere l'azienda Rein di Venezia. Ci ha messo 3 anni perché la soprintendenza, oltre tutte le prove che avevamo fatto noi, ha voluto fare altre prove e poi ha dato il via, tranne il canal grande, tutte le possono essere messe queste. Queste qua non durano 2 anni come quelle di legno, No, queste qua durano 40 anni a prova di laboratorio. E poi si ritira e si rifà. Queste invece sono per gli attracchi delle navi nei pontili Sì, ok. e queste le fanno in Sicilia, a Gela. Abbiamo un cliente di Gela A che Gela. adesso stiamo finendo di montare l'impianto perché ho detto non ci avete ancora il ponte, come fate a venire fino a... Facendo 2 impianti loro perché hanno un consumo molto grande, fa 1500 Lei mi sta chilometri. dicendo che tutto quello che Il esce sud di si qua, sta attrezzando, il No, sud no, ma è proprio molto più avanti del nord. la conferma determinante secondo me è da far capire a chi effettivamente affronta un discorso di questo tipo. Tutto il manufatto che esce di qua, è che tutto riciclabile. è tutto riciclabile al 100%. Tutto Io come lo riciclabile. prendo, lo utilizzo, quando finisce la sua funzione all'interno È diciamo tutto dell'arredo testato urbano, a quello che è. norme uni, quindi garantite, noi garantiamo il nostro prodotto, chi fa il manufatto garantisce le stabilità del manufatto, ma poi noi, le nostre aziende, ma questo all'estero è già noi arriviamo da 6 sempre- anni. E per quanto Cioè, riguarda, noi scusi, il abbiamo granulato, collaborato. il granulato che quindi viene utilizzato nell'edilizia e mescolato poi al cemento, sottofondi così, che ciclo di vita? Beh, è un riciclabile poi. Si perché riesce a separare noi non andiamo dal... a variare, non facciamo una variazione chimica, facciamo solo attraverso l'estrusione, è un processo che non cambia, non crea nuove, ecco, ma inertizza quello che c'è, quindi rende omogeneo e fa. Quindi il nostro granulo è assolutamente immissibile nei manufatti in cemento e tanto più E dopo può essere recuperato la ulteriormente? natura è sempre sì. matrice No, perché- plastica prevalente, quindi è un petrolio, se vogliamo Sì, dirla. sì, se vogliamo. Sì, Derivato del stavo petrolio. pensando a prodotti La differenza è misti. che non dobbiamo andarlo a tirare su dall'oceano, ma ce l'abbiamo già pronto, bello lavorato. Quindi ha già subito tutte le trasformazioni e non subisce variazione chimica, quello è importante. L'altra domanda che mi viene da farle è questa, allora la durabilità quindi automaticamente di quello che è il prodotto che è a base di riciclato è più lungo di quello che va a Tutti i sostituire? nostri manufatti hanno delle performance, chiamano così, positive, superiori ai manufatti, quindi sono preferiti Ok. per diverse ragioni. Vuoi per Come mi diceva per la bricola. La natura, vuoi ecco, esattamente, la durata, sempre le sedie che sono lo schienale, quella pavimentazione là, anche colorata, e quindi questi che servono per fare le pavimentazioni grezze e poi quelle rifinite, cioè questo è 100%, questo è 100%.
Quindi qua adesso a Lecco è nata una segheria, invece di segare il legno si usa questo. Ormai con fatica. Per quello che noi dobbiamo andare a comprare sempre all'estero le aziende nostre qui, perché non sono più competitive. Adesso questo ha riaperto i battenti, nel senso che ha trovato un mercato perché è un prezzo assolutamente competitivo. Assolutamente sì, se Questi riesce sono a essere competitivo gli isolanti, questo è 100% il nostro granulo, tenuto insieme da un collante che non dà disturbo e un domani si rimette. Questa è sempre con gli spagnoli, l'Azione ha 18.600 dipendenti, non scherzi. Questa va al posto dell'argilla espansa, è il nostro partner in questo e anche per i depuratori, ecco, ha un buono assorbente. Sì. Le piante anche? Sì, perché non è che ha rilasci, quello non ha rilascio perché la tecnologia fa in modo che sia... Sì, appunto. Quindi negli alleggeriti adesso loro abbiamo preso un sacco di lavori qua in Italia perché Messo a calcestruzzo sono per competitivi. Quindi i costi rispetto... sono più competitivi. Quindi i costi rispetto a un inerte o un isolante normale sono dell'ordine, non so, un quinto, un decimo. Noi abbiamo a che fare con la sabbia, perché cosa andiamo a sostituire? Noi sostituire la sabbia, però diamo delle performance più positive. La sabbia ha un valore abbastanza basso, ma qua, per esempio a Treviso che ci sono ma in Sardegna costa l'ira di Dio perché devono venire a prendere il continente. Esatto. Ecco. Quindi c'è una variabilità di territorio, ma per quanto riguarda i manufatti in plastica, lì siamo assolutamente... Non c'è neanche da avere problema, insomma. C'è solo da fare una cosa che in Italia non si vuole più fare, cioè studiare. Lei ha detto una Quel parola. difetto ce l'abbiamo noi, vedi, loro siamo mandati Quella all'estero. dove non crede più nessuno in realtà Persino l'India è stiamo collaborando con l'India, non so se mi spiego. Quindi loro Quindi hanno la già capito. conoscenza, la sperimentazione, il fatto di andare a vedere quali sono le tecniche migliori Ci per vuole una task formarle. force di studiosi, di ricercatori. Noi abbiamo l'istituto lì di Brindisi che si chiama CETMA, che è 51% Enea, è uno fra i più considerati in Europa, è il nostro faro. Poi collaboriamo Università di Padova, Università di Torino, Politecnico di Milano, a Napoli. In ogni territorio si incentiva tutto questo lavoro, insomma. Quindi si mantengono anche dei posti. La parte di ricerca invece è iniziata con quale istituto? Sempre con quello di Brindisi, mi diceva, proprio all'inizio della sua attività. Parliamo di 20 anni fa, con l'Università di Padova. Padova ha cominciato. Abbiamo fatto, allora studiavamo, avevamo fatto il primo impianto recupero inerti, che ci hanno preso tutti per matti, con l'Università di Padova. Poi loro, perché sono specialisti di quel ramo lì, ingegneria civile, quindi poi andiamo a Torino per quanto riguarda altre caratteristiche. Dipende dai laboratori che hanno. L'avvicinamento agli istituti universitari, siete stati voi all'inizio? No, sempre, noi non siamo mai andati in cerca di nessuno, perché se noi andiamo in cerca, se vengono in cerca loro, chi è venuto in cerca? Chi si informa, chi vuole andare avanti, chi non sta fermo. Chi crede? Basta, non andiamo in cerca di nessuno, manco dall'estero, loro hanno telefonato, perché le nostre ricerche sono patrimonio della Comunità Europea. Quindi se uno vuole stare nel mondo, sa che ci sono i siti, quindi le eco-innovation ci sono. Ma gli italiani sono arrivati dopo 4-5 anni? Voglio dire, perché? Perché perdevano lavoro, no? Allora non è stata una spinta di andare avanti, è stata una necessità di sopravvivenza. Mentre gli indiani, i brasiliani, l'Ecuador, Santo Domingo, Montenegro, sempre Europa è. Questa sta nella capacità di Loro vedere. stanno perché seguono e vogliono sapere. Noi abbiamo un sistema acquisito come patrimonio della Comunità Europea, perché pure la Comunità Europea l'ha studiato, ha mandato qui dei ragazzi in Supermaster a studiarlo per adattarlo ai vari paesi europei.
è un sistema che non parla più di rifiuti nel senso che noi intendiamo, cioè una roba che si deve buttare via, che qualcuno me la porti via perché non la voglio vedere. Ma noi, se vogliamo passare da un problema, che sono i rifiuti, a una risorsa, dobbiamo parlare di materiali post-consumo, perché è inutile che io una bottiglia vuota la chiami rifiuto, no? È una bottiglia vuota di plastica, pertanto la individuo come plastica, come materiale plastica, so che è un derivato del petrolio, so cosa posso farne. Ecco, quindi la base di tutto è il salto culturale. Qua cosa succede? Parliamo di rifiuti urbani e poi se volete parleremo di quelli industriali, perché la legge è così divisa. Il rifiuto urbano fa capo la gestione, cioè cosa farne, dove portarli, come raccoglierli, fa capo ai comuni che poi si riuniscono in consorzi, vabbè. Comunque il rifiuto, il cosiddetto, perché per legge si chiama rifiuto urbano, noi lo abbiamo classificato, abbiamo fatto dei flussi per operare la raccolta al fine del riciclo. Perché la raccolta, cioè i numeri che si danno di raccolta differenziata, proprio si danno i numeri, nel senso che quell'indice lì non interessa a nessuno perché tutto raccogliamo, no? Se raccogliamo tutto insieme è una raccolta tutta insieme. Se decidiamo di dividere anche due cose, anche il resto è raccolto differenziato. Quindi il concetto, e quindi qua vado al secondo concetto, il concetto di raccolta differenziata è 100% di tutta la massa che ho. Non posso dare i numeri. I numeri invece li do nell'effettivo riciclo del materiale che ho raccolto. Quindi i premi comuni ricicloni si devono chiamare premi comuni raccoglioni perché fanno raccolta e non fanno riciclo. L'Europa vuole l'indice di riciclo. Sì, ma infatti è l'obiezione che sempre si dividiamo, ma poi cosa mi riciclo? Allora l'Europa vuole da anni, ci sta dando le multe perché vuole l'indice di riciclo.